è bello anche essere qua con persone che rappresentano questa volontà di costruire dal basso un nuovo progetto politico, di cui adesso ho delineato alcune linee che in qualche modo anch'io cercherò di integrare. Ed è bello che ci siano presenti non realtà così vaporose o appena create, ma entità che nelle diverse province, nei diversi territori hanno già dimostrato da tempo verso quale orizzonte vogliono muoversi, quali interessi vogliono rappresentare, quale Italia vogliono interpretare, come mettersi in cammino in questo processo di cambiamento. Dico questo perché quello che avete già immaginato da tempo voi nel nord-est, fin dai tempi del movimento del nord-est, e poi nel Veneto e poi anche nelle altre regioni dell'Italia nord-orientale, è oggi un patrimonio comune sentito da tutti. Infatti credo che noi abbiamo un compito, lo dico da piemontese, quindi anche da uno che ha una storia diversa rispetto a quella del Veneto e che quindi sente anche la responsabilità del sentimento dell'unità nazionale come parte integrante del suo modo di essere, che o noi che siamo la parte più ricca dell'Italia, ma siamo la seconda entità più ricca dell'Europa, cioè dopo la Baviera non c'è nessun'altra macro regione dell'Europa che abbia i nostri livelli di reddito, di qualità della vita, di capacità di intrapresa, di valore aggiunto, di qualità dei servizi sociali, dei servizi scolastici, educativi, dei centri di ricerca. Se andiamo a vedere delle realtà evolute, cioè quelle che non hanno il proprio PIL fondato sui petrodollari, ma ce l'hanno fondato sull'economia reale, sulla storia di una comunità che si è evoluta, forse abbiamo solo la California e la Baviera che ci possono superare in maniera così grande. Noi dobbiamo prendere in mano l'Italia, noi dobbiamo portare in Europa tutta l'Italia, la dobbiamo portare anche sul versante di quelle sensibilità nuove che sembrano nuove ma che dovrebbero appartenere addirittura allo spazio prepolitico: la legalità, il senso del dovere, il senso di coesione nazionale, il bisogno di equità, il bisogno di fondare la libertà, la giustizia, il merito di nuovo su un senso dello Stato profondo. Oggi non c'è in questo Paese una forza politica, uno schieramento, una coalizione che trasmetta questa capacità di coniugare il sogno col bisogno. Noi dobbiamo essere capaci di riconiugare il sogno col bisogno. Il sogno è quello di costruire il modo per vivere meglio e Alessio giustamente ci ha indicato qual è la prospettiva. Se a quel timore che molti possono avere quando usiamo in maniera esasperata il concetto del nord, che la Lega in qualche modo ha imbastardito, tanto per essere proprio brutale, crudo e nudo nel mio parlare, noi dobbiamo recuperare, dobbiamo dare il senso di che cosa intendiamo. Noi intendiamo prendere la parte che, non gasiamoci troppo, che forse è più vicina a un normale rapporto tra cittadino e Stato, che forse ha un po' più il senso della legalità e del rispetto delle regole, in cui c'è un sistema civile e sociale che dipende meno dalla politica e quindi per questo forse è meno esposto a determinati fenomeni. L'Italia minore, l'Italia che non è concentrata nelle grandi aree urbane, è l'Italia che è meno, come dire, trascinata anche in fenomeni di corruzione, no? Perché questa anche al nord c'è, come c'è la mafia, come c'è l'illegalità, ma riescono a penetrare meno perché nell'Italia minore c'è un tessuto che riesce a respingere questi geni o riesce a in qualche modo reagire. Ecco, quell'Italia lì è l'Italia che deve prendere in mano l'altra Italia per mantenere un discorso di unità nazionale ma anche di valorizzazione delle differenze dentro un contesto europeo e internazionale che ha sempre più bisogno di cedere pezzi di sovranità a un'entità sovranazionale, perché che sia la governance economica,
che sia la lotta per l'indipendenza alimentare, che sia il competere sugli scenari del commercio mondiale, che sia la cooperazione allo sviluppo, che sia l'approvvigionamento energetico e la lotta all'inquinamento e al cambiamento climatico, ci faccia capire dove noi dobbiamo andare e nello stesso tempo sia capace di restituire alla comunità in modo non burocratico il possesso della gestione dei servizi alla persona che ci sono sui territori. E questo vuol dire cambiare radicalmente il rapporto tra il cittadino e la politica, tra il cittadino e le istituzioni. Nell'Italia che esalta i poteri regionali, rafforza i poteri regionali e i poteri locali, noi crediamo che il dimagrimento del Parlamento sia da scrivere. Noi non possiamo pensare di immaginare di chiamare il popolo a riscrivere la riforma complessiva degli organi dello Stato, ma abbiamo immaginato alcune proposte di legge che presenteremo in Parlamento, anzi qualcuna Maurizio Fistarol l'ha già anche presentata, altre le presenteremo nei consigli regionali per avere il voto di 5 consigli regionali in maniera che sia una proposta di legge che viene avanzata ai consigli regionali. Accompagneremo questo con un'iniziativa con la raccolta di firme su un'iniziativa di legge popolare sulla riduzione della Camera dei Deputati da 630 a 400, il Senato da 315 a 200 e per fissare il tetto massimo dei consigli regionali, ovviamente nel rispetto del titolo V della Costituzione, quindi dell'autonomia statutaria delle regioni a statuto ordinario, a 50. Perché crediamo che il problema non sia la mortificazione del ruolo del parlamentare, perché che un parlamentare guadagni come un magistrato, un giudice istruttore con 25 anni, giudice sì, istruttore del tribunale civile 25 anni, non lo ritengo, anche se io non guadagno più quelle cifre lì, una cosa assurda. Ritengo assurdo che in Italia ci siano 1200 consiglieri regionali, ci siano 1000 parlamentari, questo non ha più senso. Così come crediamo che si debba tornare quantomeno alla riforma Bassanini nella strutturazione dei ministeri, che sono invece nuovamente proliferati. Ecco, allora io credo che cominciamo a dare dei segnali concreti. Ci attendevamo che dentro questa manovra alcuni di questi segnali, ovviamente compresi quelli di tutti i benefit che ci sono e che vanno indubbiamente ridiscussi, ci fosse un elemento centrale. Noi crediamo che possiamo chiamare l'attenzione ai tavolini nelle città del Nord Italia intorno a queste questioni e intorno a queste questioni lanciare anche alcune altre proposte, che la rete Diverso Nord, che viene concepito ormai, è un movimento a rete. È un movimento a rete che ha anche le sue differenze, nel senso che gli approcci con le elezioni locali, con le elezioni regionali, sono differenziati anche tenendo conto ma la cornice dentro la quale noi ci muoviamo, i principi ispiratori, nel senso di un moderno riformismo liberale, solidale, ma non statalista, non burocratico, che punta a liberare il cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, più inefficiente che oppressiva, e quindi oppressiva, è credo il patrimonio comune che noi portiamo con un grande affetto ai principi fondanti della Repubblica.